Ciao, benvenuto! Nel video di oggi ti voglio tornare a parlare di Bivo, in quanto è stata commercializzata una nuova versione che presenta delle novità davvero interessanti. Allora, nel video di oggi ti parlo di Bivo 2.0. Se non lo sai, Bivo è un pasto pronto che può essere preparato utilizzando dell'acqua. Si scioglie una busta nell'acqua e questo apporta un quantitativo di calorie, in questo caso circa 400, distribuite in maniera equilibrata secondo i dettami della dieta mediterranea. Come ti ho detto nell'anticipo, questa è una nuova versione di Bivo. Vediamo le novità principali. Innanzitutto si parte dalla busta, dalla forma diversa e dalla grammatura diversa. Ora la busta presenta un comodo sistema di apertura a strappo e poi presenta una chiusura, quindi è possibile utilizzare tutta la busta, un po' della busta, oppure magari se uno vuole una busta e mezzo, poi la può richiudere e la restante porzione la mette nello zaino senza che questa vada in giro. La novità anche della grammatura, ti dicevo, adesso questa busta contiene 114 grammi, a differenza della prima che ne conteneva 165. La differenza quindi è anche nelle calorie. Il nuovo Bivo è in grado di fornire 440 calorie, che sono circa un quinto delle calorie raccomandate giornaliere per chi pratica attività sportiva. I nutrimenti di Bivo sono suddivisi secondo delle proporzioni che vengono definite tipiche della dieta mediterranea. Quindi abbiamo circa il 52% mi pare di carboidrati, 17 di proteine, 22 di grassi e il 9% di fibre. Inoltre sono presenti anche vitamine e sali minerali. Gli ingredienti sono tutti di origine vegetale, quindi è adatto anche per chi pratica una dieta vegana. È presente l'avena, quindi non va bene per i celiaci. Un'altra novità di questa seconda versione di Bivo è il quantitativo d'acqua necessario. Ora servono solo 300 ml invece dei 500 che servivano per la versione precedente. Altra grossa novità riguarda i gusti. È stato confermato il gusto naturale e poi sono stati presentati due nuovi gusti, uno mango e uno cocco. È cambiato anche lo shaker, non di molto. Quello che cambia è soprattutto il tappo, che adesso presenta questo gancio che può essere utile per agganciare lo shaker al di fuori dello zaino. Allora, queste sono le novità principali del nuovo Bivo. Io ho provato già una busta, oggi me ne sono portata dietro un altro in escursione. Devo dire che come il vecchio Bivo funziona, sazia e poi fornisce energia per tutto l'arco della giornata. Vediamo però un'opinione sulle novità. Allora, intanto la nuova busta è più comoda di quella vecchia. Comodo il sistema a strappo e comodo il sistema di chiusura. Questa, come ti dicevo, può essere utilizzata intera, si può utilizzare solo un pochino di prodotto, oppure si può utilizzare un prodotto e un pochino di un'altra busta in modo da aumentare il quantitativo di calorie assunte. Quindi questa chiusura torna utile, ma torna utile anche se io utilizzo tutta la busta e ci voglio mettere dentro qualcos'altro, oppure non voglio che la polvere che un po' rimane mi vada in giro nello zaino, lo chiudo. È ottimo, quindi ottima idea questa nuova tipologia di busta. Poi il nuovo quantitativo, anche questo sono contento della modifica. Adesso, come ti dicevo, sono 114 grammi e si utilizzano 300 ml d'acqua, quindi qui il vantaggio è doppio. Si riesce a berlo o a mangiarlo come vuoi tutto. Prima facevo un po' di fatica a arrivare alla fine, gli ultimi sorsi iniziava un po' a stufare, c'era tanta roba. Adesso si va giù tutto senza problemi. Anzi, anche la Bivo suggerisce di non mangiare o bere solo questo, ma di magari integrare, utilizzare anche una barretta, un frutto. Ecco, questo è quello che io faccio e devo dire che mi trovo bene. Mi porto via questo più qualcos'altro, qualche snack da mangiare e mi faccio tranquillamente tutta la giornata fuori. Il vantaggio di utilizzare meno acqua è che quindi serve meno acqua, c'è meno volume da bere, quindi si beve più facilmente, e c'è meno acqua, quindi si risparmia dell'acqua, si risparmiano 200 ml di acqua
che possono sembrare pochi, ma in realtà quando fa caldo e sono rimasti solo quelli, sono veramente la manna dal cielo. Altra cosa molto diversa dall'altro è la consistenza. Ora la consistenza di Bivo è come quella di un frappè o di un succo alla frutta un po' denso, come può essere il succo di frutta alla pera. Questo è un grosso cambiamento rispetto all'altro. Io non avevo avuto problemi nel bere l'altro, però ad esempio un mio amico non riusciva a berlo perché era troppo pastoso, tendeva a gelificare, aveva dei pezzettini dentro. A lui non era assolutamente piaciuto. Io non avevo avuto grossi problemi, però effettivamente adesso la nuova versione è decisamente meglio, come è decisamente meglio il gusto. Ecco, io su quello avevo avuto qualche perplessità. Il gusto naturale sapeva tanto di avena e il gusto ai frutti di bosco si sentiva ai primi sorsi, poi basta. Quello al caffè durava un po' di più, ma anche quello non era buono, non era decisamente buono e poi finiva presto. Questo invece è buono, devo dire che effettivamente ora è anche buono. Certo, questo è una considerazione soggettiva, ma io personalmente lo ritengo buono. Il gusto si sente dall'inizio alla fine, non stanca e sì, quindi devo dire che è buono. Quindi secondo me questa insieme all'acqua è la migliore novità, la miglioria più grande apportata a Bivo. La nuova versione, come quella vecchia, quindi può essere utilizzata sia per escursioni giornaliere, sia per escursioni di più giorni, dove magari aiuta a risparmiare qualche chilo tra fornelletto, padelle, sì, insomma, magari per mangiare a pranzo un paio di buste così vanno decisamente bene. Può essere utilizzato però anche per attività giornaliere, come possono essere andare in bicicletta o si va a fare una passeggiata, uno spuntino. Adesso la questione che può essere richiuso, può essere utilizzato come spuntino, magari si utilizza a metà con 150 ml di acqua e si fa uno spuntino. Quindi insomma gli utilizzi sono diversi, vari e variegati. Ovviamente io vado in montagna così, quindi lo utilizzerò e lo utilizzo principalmente per le uscite, con un occhio di riguardo alle uscite di più giorni, in quanto se sono uscite di più giorni questo mi aiuta a risparmiare un po' di peso. Se vuoi avere altri pareri sul Bivo, ti lascerò sotto in descrizione i video anche di Zigfede, di Federico, e mi pare che l'abbia descritto, ah sì, anche Abilis Channel l'ha già recensito. E insomma ti lascio i video delle recensioni, diciamo, dei miei colleghi che le hanno già fatte, e così senti un po' anche loro. È interessante la recensione di Federico, dove è andato a testare diversi quantitativi d'acqua. Secondo lui 350 ml sono il giusto quantitativo. Io non ho ancora fatto queste prove, ho sempre messo 300 e mi sono trovato bene. Che altro dire? Sì, ultima cosa, Bivo è completamente made in Italy. La ditta che lo produce si chiama Ovidia Food SRL, è di Vicenza, mi pare, insomma del Veneto. Utilizzano prodotti naturali, di origine vegetale, e sono italiani, quindi secondo me è insomma, se ti piacciono questi prodotti, vale la pena almeno una volta provarlo, dargli fiducia, fare una prova, poi se piace bene, se no no, insomma non ha neanche dei prezzi così esagerati. Ti lascerò ovviamente anche il loro link sotto in descrizione. Allora, prima di salutarti, ovviamente voglio ringraziare Bivo, l'Ovidia Food, per avermi permesso di provare questo prodotto. Poi, come ti dicevo, troverai sotto tutte le informazioni su altri video sul sito, dove trovi anche tutte le caratteristiche spiegate bene e dove puoi acquistare questo prodotto. Te lo lascio sotto in descrizione, ovviamente. Io ti ringrazio per avermi seguito. Se non sei iscritto al canale ti invito a farlo, ti invito a seguirmi anche su Instagram, e adesso io ti saluto, torno giù a casa e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e a presto!